Per pochi minuti e ringrazio per la disponibilità Paola Taverna, senatrice e capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Ho 2 o 3 domande e poi così la lascio, senatrice Taverna. Allora, per prima cosa le domando, il messaggio di Napolitano, il messaggio del Capo dello Stato era ricamato su di voi? Assolutamente sì. A questo punto che cosa rispondete al Capo dello Stato e come i rapporti con il Colle da qui in avanti potranno andare avanti dopo uno scontro frontale, che è uno scontro secondo me politico, non c'è nulla di istituzionale. Anzitutto buonasera. Devo dire che è divertente l'inizio della trasmissione perché i partiti si stanno rispondendo da soli, sia sul motivo per il quale il Movimento 5 Stelle è oggi all'interno del Parlamento e sia sul motivo per il quale i cittadini continuano a vederci come l'unica soluzione. Tornando al Capo dello Stato, il Capo dello Stato sta facendo altro, da una figura di garante, da una figura che anzi doveva essere assolutamente dalla nostra parte, perché eravamo i novizi, eravamo quelli che portavano un modo nuovo di fare politica, erano quelli che avrebbero dovuto in qualche maniera anche ambientarsi, siamo diventati il problema. Allora noi non ci sentiamo il problema. Se secondo il Capo dello Stato non ci interessiamo dei cittadini, a me sorge un pochino il dubbio come mai lo stesso comunicato non sia stato fatto quando PD e PDL nel balletto della fiducia, non curanti di quelli che erano gli interessi del cittadino, hanno fatto aumentare l'IVA di un punto percentuale, noi oggi ce la ritroviamo al 22%, però il problema in realtà di chi non pensa ai cittadini siamo noi. Io rimango vagamente sorpresa dalle prese di posizione del Presidente Napolitano. Ecco, ma da adesso in avanti come saranno i rapporti tra voi e il Quirinale? Ma noi continuiamo a mantenerli cortesi. Domani andremo al Quirinale dove consegneremo quello che è un inizio di linee guida per il piano carceri al quale noi avevamo messo mano già in tempi non sospetti, quando ancora non c'erano sentenze importanti che probabilmente prevedono misure straordinarie come indulti e amnistie, ma c'era un problema serio e reale che era quello delle carceri, quello di situazioni inumane e noi avevamo attenzione a un problema serio che poi è andato a sfociare su provvedimenti un po' particolari. Allora, e dopo le farò una domanda su questo, ma lo consegnerete ad un capo politico o al Capo dello Stato? Cioè, per voi Napolitano è un capo politico, è una figura ancora istituzionale oppure è una figura politica? A noi speriamo che sia una figura istituzionale, se poi lui vuole cominciare a porsi come una figura politica, allora la stessa Costituzione, l'articolo 84, non c'è bisogno che andiamo a fare disegni o decreti per cambiare la Costituzione, la stiamo cambiando dato di fatto senza bisogno di passare per il Parlamento, neanche per i 40 saggi. E le domando anche questo. La proposta del Capo dello Stato sull'amnistia e sull'indulto, secondo voi è ancora una proposta che ha come venatura o secondo fine, o chiamatelo come volete, la figura di Berlusconi al centro? Secondo noi non è la soluzione al problema. Secondo l'opinione pubblica, perché ricordi che noi comunque siamo dei cittadini, io ci tengo ad essere un portavoce e quando mi definisco tale è perché sento quello che le persone dicono fuori da quei palazzi. Probabilmente chi si è troppo abituato a stare dentro il palazzo non sente più le voci di fuori, però il dubbio ce lo concede? È legittimo? Possiamo un minimo supporre che un indulto, addirittura siamo andati a vedere dei disegni di legge che sono stati già presentati al Senato dove l'indulto viene mascherato da amnistia in maniera tale che non solo la pena, non solo il reato ma anche le pene accessorie, quindi non so... qualche situazione che ci ricollega a Berlusconi potrebbe essere, ma Berlusconi come Fiorito, come tanti altri personaggi importanti, come Colletti Bianchi, che non sono il problema delle carceri, sono il problema di una società e di una politica che non affronta il problema ma va a mettere, mi scusi il termine, la toppa ogni volta che il problema si ripone in maniera... Era il 2006 l'ultimo indulto, no? 7 anni mi sembra che avevamo lo stesso Presidente della Repubblica. Taverna, noi adesso entriamo l'audio per piacere... Della Taverna? Pronto? Mi sente? Quello che dice il Presidente Napolitano è un salvacondotto per Silvio Berlusconi? Se non lo è ci somiglia molto. Poi se vogliamo dire altre cose per mascherare quelle che sono delle realtà, lei l'ha descritto bene come è andata la cosa. È una barzelletta.
Io l'ho detto anche nel mio discorso, sono riusciti a dimettersi, a ritirare le dimissioni, a fare una crisi di governo e a risolvere tutto quanto in una settimana. Ma pensano veramente che gli italiani non hanno altri problemi che assistere ai loro balletti politici ai quali siamo abituati ormai da 20 anni? Cioè sono 20 anni che noi vediamo queste cose. I problemi degli italiani sono qua, sono i due nodi, ecco, sono i due nodi al mio ne può aggiungere altri 10 di nodi. Ne può aggiungere altri 10. Allora, quando poi il Movimento 5 Stelle si permette di dire al Capo dello Stato occhio perché a noi sembra proprio un salvacondotto, altro che la risposta del Capo dello Stato, perché se poi andiamo a dire che i problemi sono soltanto quelli delle carceri, come vedremo dopo, quei signori lì si arrabbiano. Taverna. No. Posso? Dottor Paragone. Sì. Con tutto rispetto per la sua trasmissione, della quale oggi sono anche ospite, ma lei se le immagina queste due forze di governo che oggi ha con due esponenti a ricattare di nuovo il Paese perché dobbiamo capire quali sono i reati da indultare o meno, se uno appartiene al PD o al PDL, se uno è contro Berlusconi? Allora noi adesso rimettiamo in piedi un teatrino che terrà impegnato il Parlamento per scegliere quali sono i reati che indultiamo o meno, se sono a vantaggio di Berlusconi o meno. C'è una legge finanziaria, signori, lavorate, i cittadini vi pagano per lavorare. Guardi, io mi creda, non vedo spesso la televisione, ho tanto rispetto per lei, ma veramente è un brutto panorama quello che danno dimostrazione i suoi... Mi perdoni. Sì, non mi permette come, ma parla poi la signora, no, guardi, non entro, no, guardi, mi perdoni, ma è veramente, cioè non è un format nel quale riesco a rimanere impassibile, sono una persona se ne può sempre andare, però se ne può sempre andare. Allora, guardi, sì. È un format in cui se non vuole partecipare al dibattito, io gliel'ho detto, se lei vuole partecipare di questo, La ringrazio, partecipa. è stato un piacere, però penso che si rispondano da sole, non hanno bisogno del mio contraddittorio. Va bene, noi continueremo.